Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Presunta frode fiscale nel settore immobiliare con false fatture inerenti alla ristrutturazione e successiva rivendita di case al mare. La Guardia di Finanza di Trieste ha arrestato un imprenditore che vive nel capoluogo giuliano. È accusato di aver architettato una presunta frode fiscale nel settore immobiliare. La Guardia di Finanza di Trieste ha arrestato un imprenditore triestino, già noto alle forze dell'ordine in quanto gravato da precedenti per truffa. Nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. Sono anche stati sequestrati 1,5 milioni di euro a 2 società coinvolte. I loro legali rappresentanti risulterebbero essere i beneficiari della frode fiscale da loro stessi ideata e concretizzata tra il 2017 e il 2020. Le indagini sono partite da una denuncia per truffa connessa alla vendita di un autoveicolo tra privati. I finanzieri sono successivamente riusciti a ricostruire gli articolati passaggi di una presunta frode fiscale nel settore immobiliare, realizzata attraverso una triangolazione di false fatturazioni inerenti alla ristrutturazione e successiva rivendita a privati di appartamenti vista mare ubicati in un lussuoso complesso residenziale di Jesolo. I provvedimenti cautelari personali e reali sono stati adottati dal GIP Massimo Tomassini su richiesta del sostituto procuratore Lucia Baldovin. Pentecoste e 2 giugno, previsto traffico intenso a nord-est, ai transiti dei turisti provenienti da oltreconfine si aggiungeranno quelli dei pendolari del mare, ovvero cittadini delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia che raggiungeranno le località balneari. Per questa ragione Autovie Venete raccomanda ai vacanzieri della Pentecoste provenienti da Austria e Germania massima prudenza sulla rete autostradale della A23 e della A4. Secondo le previsioni già dal pomeriggio di mercoledì 1 giugno il traffico sarà molto intenso sull'autostrada A4 in direzione Venezia. I flussi saranno elevati anche nella mattinata di giovedì 2 giugno, giorno in cui i mezzi pesanti non potranno circolare dalle ore 7 alle ore 22. Nella giornata di venerdì 3 giugno è previsto il rientro a casa degli autotrasportatori dei paesi dell'est, dunque il traffico sarà nuovamente sopra la media, in particolare nella direzione Venezia-Trieste. La giornata più critica sarà sabato 4 giugno, quando affluirà sulla rete autostradale di Autovie Venete gran parte dei turisti dall'Austria e dei pendolari del mare. I flussi saranno notevoli per tutto l'arco della giornata, in particolare su tutta la 4, con previsioni di code all'uscita dei caselli balneari di Latisana, San Stino di Livenza e San Donà. Per domenica 5 giugno, atteso il gran rientro dei vacanzieri, sono previste quindi code in entrata ai caselli dei litorali veneti e friulani lungo tutta la direttrice della 4 in entrambe le direzioni. L'enogastronomia è un forte traino per il turismo del Friuli Venezia Giulia, anche se ci sono ancora margini di crescita, reggono ristoranti e agriturismi, meno i birrifici artigianali. Sono alcuni dei dati emersi dal rapporto nazionale del settore presentato a Pordenone. Resiliente, attraente e sempre più attento alla sostenibilità e all'utilizzo dei prodotti bio, ecco come si presenta oggi il turismo enogastronomico a livello italiano e regionale, ritagliandosi un ruolo da protagonista nel panorama del turismo globale. A dirlo è il rapporto sul turismo enogastronomico italiano, lo studio più importante del settore, illustrato al Pala Gourmet di Pordenone da Roberta Garibaldi, amministratore delegato di Enit, l'Agenzia Nazionale del Turismo. La pandemia non ha portato a una diminuzione del numero delle imprese che si occupano di turismo enogastronomico, e questo è un dato molto positivo. Nonostante la contrazione che vi è stata dei fatturati, vi è stabilità nel numero delle imprese, tranne nei birrifici artigianali. Sono gli unici che hanno segnato un pochino un calo. Anche la ristorazione, che ha molto sofferto in termini di fatturato, ha saputo con la creatività italiana sviluppare. Realizzato in collaborazione con Promoturismo FVG, partner nel percorso di stesura del documento, il rapporto è un riferimento per le istituzioni e gli operatori. La nostra regione si posiziona bene, ma ha margini di crescita. Sicuramente il Friuli, che è una destinazione che ha un'estrema ricchezza, ben si posiziona, anche se non è da parte del turista ancora pienamente percepito in modo importante come meta di enoturismo, e quindi c'è appunto una bella potenzialità ancora da poter valorizzare. Sono trascorsi 50 anni da quella che è entrata nella storia come la strage di Peteano. Era la sera del 31 maggio 1972. Una telefonata anonima riferiva di un'auto, una Fiat 500, crivellata di colpi a Peteano di Savogna di Sonzo. Ma era una trappola, perché non appena aprirono il cofano a motore dell'utilitaria vennero dilaniati da un'esplosione. Morirono così in un attentato, poi ricondotto al terrorismo di estrema destra, il brigadiere Antonio Ferraro di 31 anni e i carabinieri Donato Poveromo di
33 e Franco Don Giovanni di 23. Assieme a loro rimasero gravemente feriti altri 2 militari, il tenente Angelo Tagliari e il brigadiere Giuseppe Zazzaro. Da quella notte sono passati 50 anni. L'auto imbottita di esplosivo scoppiò alle 23:26. Inizialmente le indagini furono orientate verso la pista della delinquenza comune e portarono sul banco degli accusati 6 goriziani, poi assolti con formula piena. Per la strage furono poi condannati all'ergastolo Vincenzo Vinciguerra, Carlo Cicuttini e Ivano Boccaccio. Seguirono indagini, processi anche per depistaggio. Oggi nel Goriziano sono in programma cerimonie di commemorazione. Un omaggio floreale sarà deposto sulla tomba di Ferraro nel cimitero di Mossa. Una pagina triste nella storia della provincia di Gorizia, una ferita per la nostra comunità, ha scritto il presidente della regione Massimiliano Federica sui social, ricordando il 50° anniversario della strage di Peteano. Dopo la firma la scorsa settimana di un documento di appoggio alle richieste dei pescatori marittimi contro il caro gasolio che sta mettendo in ginocchio le imprese, oggi il distretto di pesca del nord Adriatico, di cui fanno parte oltre alla regione Friuli-Venezia Giulia anche Veneto e Emilia-Romagna, ha inviato una lettera al Ministero delle Politiche Agricole e al sottosegretario per il comparto pesca chiedendo di accogliere con urgenza le richieste dei pescatori per scongiurare una drammatica crisi del settore. Il distretto, recita il documento, chiede un intervento urgente per l'accoglimento delle proposte nella convinzione che la celerità dei tempi di risposta e l'individuazione di procedure snelle, veloci e efficaci costituiscono elementi essenziali per contribuire alla risoluzione delle gravi criticità che interessano il settore. Oggi le imprese della pesca marittima stanno lavorando all'interno di uno scenario diventato ormai insostenibile, rileva l'assessorato alla pesca della Regione Veneto. Per il collega del Friuli-Venezia Giulia la sopravvivenza del comparto passa attraverso una pronta risposta che consenta alle imprese di superare la contingenza. In prospettiva però diventa ineludibile una profonda valutazione sull'intero sistema normativo che vede oggi un gravame insostenibile nei confronti delle imprese, portandole di fatto a non poter più svolgere la propria attività in favore di politiche che non traguardano a un reale equilibrio sostenibile. Il Mittel Teatro di Cividale torna a svolgersi in presenza. Dopo i 2 anni di pandemia, la rassegna teatrale dedicata alle scuole medie è giunta alla 27ª edizione. Il palcoscenico del Teatro Ristori di Cividale torna ad ospitare i ragazzi del Mittel Teatro, una 27ª edizione in versione ridotta, ma che ripropone gli spettacoli in presenza dopo 2 anni in modalità virtuale causa pandemia. Tante le scuole primarie e secondarie aderenti, seppur con un flusso minore dall'estero rispetto agli anni pre-Covid. Sul palco anche un giovane violinista ucraino. Già altre volte il Mittel Teatro ha ospitato gruppi di zone di guerra, come è stato nel periodo della guerra in ex Jugoslavia, dove è arrivata una scuola da Sarajevo, mentre c'era la Sarajevo assediata proprio. L'organizzazione è stata affidata all'associazione Giovani al Centro, che ha da poco preso in gestione anche il centro giovanile nella frazione di Carraria. Ci sono stati tantissimi ragazzi che ci sono venuti ad aiutare, giovani, che sono stati, diciamo, allievi del professor Martinis, che è il presidente dell'associazione Giovani al Centro. Sono resi disponibili anche ad aiutare quelli più piccoli, quindi a cercare di aiutarli a un percorso di crescita che li porti anche a fare cose per i più giovani, e anche a fare teatro, a fare sport, a fare attività ludiche. Il Teatro Palamostre di Udine ha proposto lo spettacolo The Mountain, inserito nella stagione Teatro Contatto 40 del CSS. Un'esplorazione senza mappa sul mito della verità fra fake news, realtà e finzione, quella di The Mountain, spettacolo portato in scena al Teatro Palamostre di Udine dalla compagnia catalana Agrupación Senor Serrano, quale tappa di stagione aprile-agosto 2022 di Teatro Contatto 40 del CSS, teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia. È l'ultima profetica performance multimediale in inglese con sovratitoli in italiano della compagnia catalana, già ospitato alla Biennale di Venezia 2021 e in un tour europeo. The Mountain pone, come accennato, il tema delle fake news al centro del suo universo immaginifico e multimediale nell'inconfondibile stile stratificato fra teatro, video, regia dal vivo del collettivo capitanato da Alex Serrano, Paus Palacios, Ferran Dordal, per rispondere ad interrogativi quali la differenza fra narrativa fittizia e fattuale, il perché sappiamo che una narrazione racconta fatti reali e non inventati,
segreti e il com'è costruita la verità, l'aggrupazione Senor Serrano fa convergere in The Mountain più narrazioni ed influenze come la prima spedizione sull'Everest, il cui esito è ancora incerto, Orson Welles che semina il panico con il suo programma radiofonico La guerra dei mondi, giocatori di badminton che giocano a baseball, un sito di fake news, un drone che scruta il pubblico, schermi mobili, immagini frammentate e Vladimir Putin che parla soddisfatto di fiducia e verità. Ed ora andiamo a Sacile, dove è in pieno svolgimento la 10ª edizione di Piano Jazz che si concluderà domani al Fazioli Concert Hall. La 10ª edizione di Piano Jazz, rassegna organizzata dal Circolo Controtempo, si conferma di altissima qualità. L'esordio venerdì 20 maggio a Sacile nella Fazioli Concert Hall aveva regalato le emozioni del pianista e compositore americano Fred Herschberg, icona del jazz contemporaneo, in regione per una tappa del tour europeo che lo porta su pochi e selezionati palcoscenici italiani con il suo progetto Piano Solo. Una serata indimenticabile per gli amanti del genere e non solo. Il 27 maggio a Vistorta di Sacile è stata la volta del concerto Frisbee, progetto che ha visto al piano Giorgio Pacorig, dagli orizzonti molto vasti e dal segno espressivo sempre originale, e Francesco Ivone alla tromba, che come Pacorig si è formato al Conservatorio Tartini di Trieste. Molti sono i format che Controtempo presenta per appassionare il pubblico ad ascoltare la musica in luoghi non convenzionali. Tante sono le forme, abbiamo iniziato 25 anni fa portando il jazz nelle cantine, portando il jazz nelle vigne col nostro storico festival Jazz and Wine of Peace. Piano Jazz si concluderà mercoledì 1 giugno alla Fazioli Concert Hall di Sacile con l'atteso concerto del pianista austriaco David Elbock, icona della nuova generazione di pianisti jazz europei. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A voi la linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.